Buongiorno, io ho frequentato il corso di automazione meccatronica di Conegliano, ho finito il mio percorso nel 2022 dopo uno stage in Tecnoplast dove tuttora lavoro e mi occupo di ufficio tecnico e sono responsabile del sistema qualità dell'azienda. Durante il mio percorso in stage ho avuto modo di entrare in una fase di certificazione IATF, che sarebbe una norma qualità che riguarda le case auto, quindi per lavorare nel mondo dell'auto, e ho conseguito la certificazione durante lo stage e tuttora mi occupo di gestirla e di mantenere i livelli di qualità all'interno dell'azienda per rispettare la normativa. Mi trovo molto bene, essendo un'azienda comunque medio-piccola, ho modo di vedere anche molti altri aspetti al di là del mio lavoro, quindi riesco ad imparare tutt'oggi ancora molte cose anche di altre funzioni che non mi riguardano direttamente, ma che comunque mi aiutano a crescere come professionista in ciò che faccio. Il bello dell'ITS è stato che, avendo appunto un'alternanza tra studio e lavoro, ti permette di applicare dei concetti che impari direttamente sul campo, quindi lavorando sei in grado di vedere di cosa di cui hai bisogno e le cose che studi a livello teorico riesci ad applicarle direttamente magari nel breve periodo, essendo che non hai una fase di studio successiva a una fase lavorativa, ma è tutto conglobato, diciamo, in un'esperienza unica, ecco.